Dio dispersi, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio che mostri agli erranti la luce della tua verità, perché possano tornare sulla retta via, concedi a tutti coloro che si professano cristiani di respingere ciò che è contrario a questo nome e di seguire ciò che gli è conforme. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Mosè e Aronne avevano fatto tutti quei prodigi davanti al Faraone, ma il Signore aveva reso ostinato il cuore del Faraone, il quale non lasciò partire gli israeliti dalla sua terra. Il Signore disse a Mosè e ad Aronne in terra d'Egitto: questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese dell'anno. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite: il 10 di questo mese ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un agnello per casa. Se la famiglia fosse troppo piccola per un agnello, si unirà al vicino, il più prossimo alla sua casa, secondo il numero delle persone. Calcolerete come dovrà essere l'agnello secondo quanto ciascuno può mangiarne. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, nato nell'anno. Potrete sceglierlo tra le pecore o tra le capre e lo conserverete fino al 14 di questo mese. Allora tutta l'assemblea della comunità di Israele lo immolerà al tramonto. Preso un po' del suo sangue, lo porranno su 2 stipiti e sull'architrave delle case nelle quali lo mangeranno. In quella notte ne mangeranno la carne arrostita al fuoco, la mangeranno con azimi e con erbe amare. Non lo mangerete crudo né bollito nell'acqua, ma solo arrostito al fuoco, con la testa, le zampe e le viscere. Non ne dovete far avanzare fino al mattino. Quello che al mattino sarà avanzato lo brucerete nel fuoco. Ecco in che modo lo mangerete: con i fianchi cinti, i sandali ai piedi e il bastone in mano. Lo mangerete in fretta, è la Pasqua del Signore. In quella notte io passerò per la terra d'Egitto e colpirò ogni primogenito nella terra d'Egitto, uomo o animale. Così farò giustizia di tutti gli dei dell'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue sulle case dove vi trovate servirà da segno in vostro favore. Io vedrò il sangue e passerò oltre. Non vi sarà flagello tra voi di sterminio quando io colpirò la terra d'Egitto. Questo giorno sarà per voi un memoriale, lo celebrerete come festa del Signore, di generazione in generazione lo celebrerete come un rito perenne. Parola di Dio. Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Agli occhi del Signore è preziosa la morte dei suoi fedeli. Io sono tuo servo, figlio della tua schiava. Tu hai spezzato le mie catene.
A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il popolo. Della salvezza, invocherò il nome del Signore. Alleluia. Alleluia. Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, e io le conosco ed esse mi seguono. Alleluia. Alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù passò in giorno di sabato fra campi di grano e i suoi discepoli ebbero fame e cominciarono a cogliere delle spighe e a mangiarle. Vedendo ciò, i farisei gli dissero: «Ecco, i tuoi discepoli stanno facendo quello che non è lecito fare di sabato». Ma egli rispose loro: «Non avete letto quello che fece Davide quando lui e i suoi compagni ebbero fame? Egli entrò nella casa di Dio e mangiarono i pani dell'offerta, che né a lui né ai suoi compagni era lecito mangiare, ma ai soli sacerdoti. O non avete letto nella legge che nei giorni di sabato i sacerdoti nel Tempio violano il sabato e tuttavia sono senza colpa? Ma ora io vi dico che qui vi è uno più grande del Tempio. Se aveste compreso che cosa significhi misericordia io voglio e non sacrifici, non avreste condannato persone senza colpa, perché il Figlio dell'uomo è Signore del sabato». Parola del Signore. Due cose importanti impariamo dal brano evangelico. Anzitutto che la festa, il riposo vero, non è tanto quello formalisticamente celebrato, cioè il sabato, ma è Gesù Cristo. Gesù Cristo è il sabato, colui che è Signore del sabato, uno più grande del Tempio. E poi impariamo che Gesù attende, come già Dio nell'Antico Testamento, non tanto il sacrificio esteriore, ma la bontà che è il vero culto. Egli vuole non il rigore, ma la benevolenza e la misericordia. È sempre valida l'esortazione a preoccuparsi anzitutto di quello che c'è nel cuore. Importa essere buoni e clementi. Una religiosità a cui manchi la misericordia condanna degli innocenti in nome di Dio e del suo rigore. E quindi siamo agli antipodi dello stile e della volontà del Padre del Vangelo. La mancanza di un occhio che ama ci porta a farci prendere dal giudizio impietoso verso gli altri, ci fa sentire superiori, al punto di voler sminuire l'altro e a volte condannarlo. Signore Gesù, donami uno sguardo libero e limpido, che non cerchi i difetti, ma l'importanza della vita del fratello. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti accoglici, o Signore, sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Preghiamo, sorelle e fratelli, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo, nel nome del Signore Gesù, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Guarda, o Signore, i doni della tua Chiesa in preghiera e trasformali in cibo spirituale per la santificazione di tutti i credenti. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, Signore Padre Santo, Dio dell'alleanza e della pace. Tu hai chiamato e fatto uscire Abramo dalla sua terra per costituirlo padre di tutte le genti. Hai suscitato Mosè per liberare il tuo popolo e guidarlo alla terra promessa. Nella pienezza dei tempi hai mandato il tuo Figlio, ospite e pellegrino in mezzo a noi, per redimersi dal peccato e dalla morte, ed hai donato il tuo Santo Spirito per fare di tutte le nazioni un solo popolo nuovo che ha come fine il tuo regno, come condizione la libertà dei tuoi figli, come statuto il precetto dell'amore. Per questi doni della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo è il Signore, Dio dell'universo. Lì e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Con la tua morte e risurrezione, salvaci, o Salvatore del mondo. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale.
ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuliano, i presbiteri e i diaconi. E ricordati, o Padre Santo e buono, anche dei nostri fratelli e sorelle, secondo intenzioni dell'offerente, la parrocchia croata. E poi ricordati, o Padre Santo e buono, di Salvatore e Serafina. Nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Giuseppina Bachita e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con fiducia e libertà di figli preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni paura e turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Cibo di vita eterna, diventi per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio e difesa dell'anima e del corpo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Il corpo di Cristo mi custodisca per la vita eterna. Amen. Sangue di Cristo mi custodisca per la vita eterna.
Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i tuoi doni, fa che per la celebrazione di questi santi misteri cresca in noi il frutto della tua salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, nel nome del Signore andiamo in pace. O Dio, Padre di misericordia, che ci hai donato Santa Giuseppina Bakhita, quale sorella universale, evangelico modello di fede semplice e di operosa carità, dona anche a noi la volontà di credere ed amare secondo il Vangelo ed esaurisci le preghiere di chiunque invoca la sua intercessione. Nostro Signore. Amen. Santa Giuseppina Bakhita, prega per noi. Ben ritrovati in aggiornamento con il TG di 3B. Come sempre gli aggiornamenti partono prima con un giro di webcam da tutta Italia. Iniziamo da Milano, Nord Italia, giornata soleggiata, c'è un po' di umidità, però insomma giornata relativamente tranquilla in queste ore, con una massima che sul capoluogo lombardo toccherà i 33 gradi a metà pomeriggio. Poi andiamo a Trento, lungo la Val d'Adige. Giornata di cielo sereno, situazione di bel tempo dappertutto, le temperature massime qui attorno ai 30 gradi, un caldo moderato, tutto sommato sopportabile. Poi andiamo in Friuli Venezia Giulia, estremo nord-est con Trieste, ecco il bellissimo golfo di Trieste con una giornata soleggiata, c'è un po' di bora, però insomma la situazione è gradevole, bel tempo dappertutto. Per quanto riguarda la massima, qui ci attendiamo un 28 gradi. E andiamo al centro Italia. Roma, giornata anche qui soleggiata, anche se verso la serata aumenterà un po' la variabilità per dei temporali in Appennino, quindi zone interne laziali, oggi si rischiano temporali. Temperatura massima di 31 gradi, per quanto riguarda invece poi andiamo a Campobasso, dove la giornata è soleggiata, ma nel corso del pomeriggio, dopo le 14, aumenterà il rischio di temporali, perché la coda di una perturbazione apporterà dei temporali sulle aree interne del centro-sud. Temperatura di 31 gradi di massima, ma poi con i temporali scenderemo rapidamente. Cagliari, giornata soleggiata,
Il maestrale oggi sulla Sardegna si fa sentire, anche la parte a sud, raffiche superiori ai 40 km/h, maestrale appunto che sta determinando in alcune zone per venti di caduta temperature superiori ai 33-34 gradi. Andiamo a Napoli invece, Golfo di Napoli con cielo sereno poco nuvoloso, una bella giornata, temperatura massima di 30 gradi. Anche per quanto riguarda la Campania, sull'entroterra durante il pomeriggio scoppiano dei temporali. Palermo, 31 gradi, bella giornata, quindi insomma per quanto riguarda la Sicilia situazione top per quanto riguarda le temperature grazie a un po' di maestrale oggi e domani, ma poi ne riparleremo, la Sicilia vivrà una forte ondata di calore da domenica in poi. E infine Gallipoli, cielo sereno in queste ore con una temperatura massima, anche se di poco, superiore ai 30 gradi. Verso sera comunque qualche cambiamento ci sarà in Puglia, sull'entroterra arrivano dei piovaschi o brevi temporali. Andiamo a vedere l'immagine satellite perché appunto ci fa vedere come la coda di questa perturbazione dalle isole britanniche diretta verso il nord-ovest ha portato ieri sera dei temporali sul nord-est, ma nelle prossime ore si formeranno anche su parte del centro-sud, aree interne a rischio rapidi rovesci e temporali tra questo pomeriggio e la serata. Non escludiamo qualche locale piovasco anche sulle regioni del basso Adriatico. Poi domani di nuovo alta pressione con tempo stabile e pochissimi temporali di calore in montagna. Andiamo a vedere il weekend perché nei prossimi giorni, dopo questi temporali al centro-sud del pomeriggio, nei prossimi giorni di nuovo l'alta pressione favorirà sole e caldo in aumento. Solo sabato sera segnaliamo dei temporali a interessare l'arco alpino, Alpi, Prealpi e localmente la Valpadana occidentale. Per quanto riguarda la nuova settimana, facciamo vedere questa mappa che ci mostra come l'anticiclone di nuovo sarà in ulteriore rinforzo sul Mediterraneo centrale. Il nord sarà molto ai margini, sarà nel bordo settentrionale, ma l'onda calda questa volta avrà come target le regioni meridionali e difatti la mappa successiva riferita alla giornata di martedì ci fa vedere le anomalie in quota, 1500 metri di quota, e notiamo appunto la forte anomalia sulle regioni meridionali, soprattutto Sicilia, Calabria, e poi andando anche verso la Puglia dove le temperature qui potrebbero toccare o superare i 40 gradi sulle aree interne. Rimanete aggiornati perché ci saranno appunto news sul nostro sito web oppure potete scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo. Buongiorno a tutti dal meteo di Legno Friulano Carnico, buongiorno, venerdì 18 luglio 2025, ore presto. Bene, dopo il passaggio della veloce perturbazione qui che ha sfiorato il Friuli con deboli piogge ma ha rinfrescato, stamattina notiamo una piacevole ventilazione fresca da est, una goduria. Godiamoci questo fresco notturno. Speriamo che prima di agosto rinfreschi il bosco, dubito. Comunque il tempo si stabilizza, l'anticiclone, non quello delle Azzorre ma quello africano, è montato, ma non ci becca in pieno perché c'è sempre questa depressione ferma al centro Europa, c'è questo sfioramento tra aria fredda e aria calda, intanto godiamo. Situazione del tempo. Buono, sole, presente, fiori, bagnati. E il Can, saluta Can, ciao Tyson, niente, lui oggi ha prodotto, bastardo,
ha prodotto qui. Ben ritrovati dalla redazione a Trieste, rissa in piazza Garibaldi. 3 cittadini nigeriani noti alle forze dell'ordine si sono picchiati in mezzo alla strada. Il luogo del fatto tra il bar all'angolo della piazza e quello situato subito dopo in via Raffineria. I protagonisti sono rimasti feriti in modo non grave. Secondo testimonianze hanno usato anche cocci di bottiglia. Sul posto sono intervenute 6 pattuglie tra polizia e carabinieri. 2 persone sono state denunciate per lesioni. La posizione dell'altro straniero che ha preso parte all'episodio violento è in corso di accertamento. Tenta di rubare il crocifisso dalla cappellina della stazione ferroviaria, poi se ne va con i candelabri sotto il braccio. L'episodio è stato denunciato dal parroco della chiesa, il rettore Don Martin Sankara Arulapan, alla polizia ferroviaria. Il furto è stato registrato dalle telecamere interne della cappellina. Nelle immagini si vede un uomo mentre si avvicina all'altare, agguanta il crocifisso cercando di portarlo via e non riuscendoci, ruba i candelabri e anche 2 vasi di fiori. Rientrava da un'escursione sul monte Oberdaer quando, attraversando il Cadino di Elbel, deviato dal tracciato del sentiero e si è incamminato nel greto di un torrente asciutto, rimanendo bloccato su dei salti di roccia, senza possibilità di risalire né di scendere, ha contattato il numero di emergenza chiedendo aiuto. La disavventura ha colpito un uomo del 1988, residente in provincia di Pordenone, che è stato evacuato dal personale del soccorso alpino di Sappada tramite il secondo elicottero regionale per le emergenze. Avrà una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro e sarà rivolto esclusivamente ai privati. Il primo bando, che attua la legge regionale 8-2025, interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o riuso del patrimonio immobiliare privato. I contenuti del bando sono stati illustrati dall'assessore regionale alle infrastrutture e territorio Cristina Mirante alla 4ª commissione consigliare chiamata ad esprimere un parere sul testo, a cui gli uffici della direzione stanno lavorando. Il bando ha oggetto la concessione di contributi a persone fisiche per interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata. Sulla nostra regione, sulla costa, cielo in prevalenza sereno, sulla pianura cielo poco nuvoloso, sulla zona montana poco nuvoloso con maggiore nuvolosità pomeridiana, brezza anche sostenuta nelle ore centrali. Per quanto riguarda le temperature, minime in pianura fra 16 e 18 e sulla costa fra 20 e 22, le massime in pianura fra 27 e 30, sulla costa fra 26 e 28 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi. L'Unione Europea ha presentato da Ursula von der Leyen il nuovo bilancio del valore di 2.000 miliardi di euro tra il 2028 e il 2034. Gli USA annunciano passi specifici per fermare i combattimenti in Siria. Il presidente al-Shara denuncia Israele: non ci dividerà. La Commissione europea ha presentato mercoledì il bilancio 2028-2034, tecnicamente il quadro finanziario pluriennale, in pratica è la legge finanziaria dell'UE, e la cifra 2.000 miliardi segna un grande incremento rispetto al settennato in corso. This is a budget for the realities of today as well as the challenges of tomorrow. A budget that equips us to act on our political choices in a very fast-moving world. L'esecutivo europeo propone di raggruppare i vari programmi in diversi pilastri. Il primo rappresenta il 48% del bilancio totale, copre la politica agricola, la coesione, la pesca e la politica sociale. Questo raggruppamento inedito di finanziamenti europei però suscita preoccupazione tra gli Stati membri. Il secondo pilastro riguarda la competitività dell'Unione. La dotazione è di 410 miliardi di euro, pari al 23% del bilancio proposto.
Dovrebbero finanziare l'innovazione, l'industria e le tecnologie pulite, oltre che la difesa e lo spazio, i cui fondi sono stati quintuplicati. Il terzo e ultimo pilastro, che rappresenta l'11% del totale, riguarda il posto dell'Europa nel mondo, ossia i partenariati strategici, gli aiuti umanitari e l'allargamento dell'Unione. La Commissione ha proposto anche una riserva di 100 miliardi di euro per l'Ucraina. À peine présenté, ce projet de budget fait déjà l'objet de critiques. Les rapporteurs au Parlement européen évoquent un manque d'ambition et estiment que les calculs budgétaires ne tiennent pas la route. Ces eurodéputés soulignent que ce cadre menace des programmes historiques tels que la politique agricole commune. Enfin, ils craignent que cette structure favorise 27 programmes nationaux aux dépens d'une vision commune. Grégoire Laurie, Euronews, Bruxelles. Le parti coinvolte nei combattimenti in Siria hanno concordato passi specifici per porre fine agli scontri, ha dichiarato il segretario di Stato americano Marco Rubio. Le sue parole fanno seguito agli attacchi israeliani su alcuni edifici governativi nel cuore di Damasco, che avrebbero avuto l'intenzione di proteggere la minoranza drusa nel paese. Il presidente ad interim Ahmed al-Shara ha denunciato le azioni di Israele, che starebbe tentando di dividere la Siria. كما أخص في كلمتي هذه أهلنا من الدروز الذين هم جزء أصيل من نسيج هذا الوطن. إن سوريا لن تكون أبدا مكانا للتقسيم أو التفتيت أو زرع الفتن بين أبنائها. نؤكد لكم أن حماية حقوقكم وحريتكم هي من أولوياتنا، وأننا نرفض أي مسعى يهدف لجركم إلى طرف خارجي أو لإحداث انقسام داخل صفوفنا. إننا جميعا شركاء في هذه الأرض، ولن نسمح لأي فئة كانت أن تشوه هذه الصورة الجميلة التي تعبر عن سوريا وتنوعها. Il paese è da giorni teatro di sanguinosi attacchi. Nella città meridionale di As-Suaida sono morte più di 350 persone, secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani. Le forze governative e i combattenti drusi si sono accordati poi per un cessate il fuoco, dopo giorni di violenze. Almeno 20 palestinesi sono stati uccisi a Gaza in una calca in un sito di distribuzione di cibo gestito da un'organizzazione statunitense sostenuta da Israele. È la prima volta che la fondazione ha ammesso le violenze mortali, nonostante più volte i soldati israeliani abbiano aperto il fuoco contro i palestinesi in fila. Secondo la Gaza Humanitarian Foundation, 19 persone sono state calpestate nella calca e una persona è stata pugnalata a morte nel centro tra Khan Yunis e Rafah. L'organizzazione ha accusato Hamas di aver istigato il panico e di aver diffuso informazioni errate che hanno portato alla violenza, ma non ha fornito prove a sostegno di tali affermazioni. Il ministro della Sanità di Gaza e alcuni testimoni hanno invece accusato gli operatori della fondazione di aver usato gas lacrimogeni contro la folla. Sarebbero state usate anche granate stordenti e spray al peperoncino. Altre decine di persone sono rimaste ferite e sono state trasferite negli ospedali vicini. La ministra degli esteri palestinese si è detta sconcertata per l'incapacità dell'Europa di agire contro Israele, nonostante un recente rapporto dell'UE affermi che Tel Aviv viola gli obblighi in materia di diritti umani. Shocking and disappointing. Because everything is crystal clear. I mean, there's a EU report that clearly stated that Israel has been violating 38 violations were indicated in that report. And it's an EU report. And yet, there was a failure on agreeing to take actual measures. And these measures are very important because to deter wrongdoing, you need to take measures. Parlando con Euronews, Varsan Shaheen ha anche denunciato che l'accordo tra Europa e Israele per la ripresa degli aiuti umanitari a Gaza non sta funzionando. If we look at the last week, since the agreement was made, we see more killings of people. We see people killed at the queuing points. We see children brutally murdered while in tents awaiting medical care from another tent. So these are the kinds of questions that need to be asked today and asked in a very serious manner.
Alla domanda sulle notizie secondo cui Hamas avrebbe tratto profitto dagli aiuti umanitari, la ministra non ha negato. Ha però difeso il precedente sistema di distribuzione umanitaria. Look, there are conflicting reports on this. But regardless, whatever is